Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Rive Divine 2026, percorsi enogastronomici che ci portano alla scoperta delle bellezze e delle prelibatezze del nostro territorio. Inizia il racconto di queste due giornate, sabato 6 giugno e domenica 7 giugno. Quindi iniziamo dal principio, iniziamo dal percorso in notturna di sabato 6 giugno. Gruppo del sabato sera a Rive Divine, qual è stato l'itinerario che avete percorso? Allora, siamo partiti da Fregona, siamo andati all'Agricansiglio, abbiamo fatto l'aperitivo e l'apericena, abbiamo percorso tutte le grotte del Caglieron e poi siamo arrivati all'Info Point delle grotte del Caglieron. Qui stiamo cenando in questo momento qui e poi ci porteremo a Piadera, passando per Ciser e andiamo su verso Piadera. Rive Divine quest'anno ha una dimensione internazionale. Lei da dove arriva? Stati Uniti, Sud Dakota. E è la prima volta che fa questo tipo di iniziativa? Sì, prima volta. Come le sembra? Faticosa, però bellissima. Una bellissima camminata. L'ho già fatta, ma fatta in compagnia così è una cosa incredibile. Tu da dove vieni? San Vito al Tagliamento, Friuli Venezia Giulia. È un buon modo per convivere insieme ad altre persone, conoscere altra gente, divertirsi e far festa. Si passeggia tranquillamente e si fa nuove amicizie. Non è la prima volta che fate questa esperienza? No, io è la terza. Ne ho fatte due domenica pomeriggio, ma quella la sera le batte tutte. Meno caldo, ma atmosfera bellissima. Da dove vieni? Da Treviso? Rive Divine per la prima volta oppure no? Per la prima volta, nuova esperienza. Come è stata fino adesso? Molto interessante, non ero tra l'altro mai stato alle grotte del Caglieron, quindi è stata l'occasione perfetta a quest'ora, soprattutto con questo ottimo cibo e questi ottimi vini. Le grotte sono incredibili, anche perché in questa giornata si alterna il caldo del fine giornata con il fresco delle grotte e poi c'è tutta l'atmosfera festosa. Ci hanno accolto in maniera perfetta, nonostante appunto non frequento queste zone, quindi l'ho fatto l'anno scorso, ci hanno riconosciuto tutti, non so se è un bene o un male, però mi sono sentita a casa. Perché consigliare un'esperienza come questa a Rive Divine? Anche per chi non è allenato, io non lo so, non cammino in montagna, però tra le soste, la camminata tranquilla, il mangiare, il bere e la serenità e la felicità, sinceramente. È un modo diverso di vivere il territorio, di conoscere anche i prodotti e le eccellenze di aziende di questo territorio meraviglioso. Dovete provarlo. Merita. Ormai una delle tappe storiche di Rive Divine è l'osservatorio di Piadera. Che cosa spiegherete ai partecipanti di Rive Divine quest'oggi? Noi partecipiamo volentieri a questo evento e c'è solo l'imbarazzo della scelta. Abbiamo Venere e Giove in prima serata. Visto che non c'è la luna, potremmo vedere oggetti deboli, molto molto deboli verso la fine della serata, però di solito quando facciamo queste osservazioni in diretta decidiamo sul momento che cosa guardare, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ecco, i partecipanti di solito come reagiscono a quello che mostrate, ovviamente col vostro telescopio? E chiedono parecchie cose, i bambini fanno domande incredibili. È capitato ancora che bambini di 5-6 anni mi chiedessero: e dov'è la macchia rossa di Giove? Come mai non ce la fa vedere? E quindi sono molto informati. Gli adulti chiedono notizie sugli oggetti,
ma noi utilizziamo internet e utilizziamo la visione in diretta, che è la cosa più incredibile che abbiamo realizzato, che stiamo realizzando in osservatorio. E grazie a Rive Divine l'osservatorio di Piadera viene conosciuto anche ben al di fuori dei confini vittoriesi. Sì, ci fa piacere. La nostra serata di apertura è il venerdì sera, salvo naturalmente condizioni meteo, e il telescopio, come vedete, è straordinario. Noi anche ieri sera siamo riusciti a vedere galassie distanti 50 milioni di anni luce con appena 5 secondi di esposizione fotografica. Quindi siamo veramente molto soddisfatti del nostro lavoro, però non è mai finita, c'è sempre lavoro da fare, implementazioni di ogni genere. Una splendida giornata domenica 7 giugno ad accogliere e ad accompagnare i 4 percorsi di Rive Divine 2026. Andiamo a scoprirli. Rive Divine è un viaggio all'interno del gusto, delle tipicità enogastronomiche del vittoriese e non solo. Avremo modo di visitare cantine, aziende agricole, imprese del settore della ristorazione, frantoi, con visita diretta all'interno delle attività. La Proloco è orgogliosa di organizzare Rive Divine accanto a 40 aziende del settore. È un evento molto importante e significativo dal punto di vista dell'impegno, però io credo che sia l'evento che più di tutti dia una identità territoriale al vittoriese. Il programma di quest'anno prevede 5 percorsi. Un percorso il sabato sera, sabato 6, nel comune di Fregona, con visita alle grotte del Calieron e soprattutto suggestiva è stata l'esperienza all'osservatorio astronomico. E la domenica 7 giugno, la visita guidata alle altre aziende attraverso 4 percorsi organizzati all'interno della meravigliosa conca del vittoriese. Un ringraziamento sicuramente va alle aziende, agli sponsor, a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questo grande evento. Ringrazio in particolare anche l'ufficio turistico, tutto il lavoro che è stato svolto. Ringrazio tutti i volontari e gli accompagnatori e auguro a tutti di passare una buona giornata con noi a Rive Divine. A Rive Divine non poteva mancare il buon vino. Che cosa avete proposto oggi? Oggi abbiamo proposto Verduzzo Trevigiano, che è una varietà autoctona e diffusa in tutta la provincia di Treviso fino a 20-25 anni fa, che adesso si sta quasi completamente perdendo. Per me è un ricordo di infanzia e sono innamorato di questa varietà e sto facendo di tutto per riproporla nel modo più interessante possibile. E questa è un'occasione straordinaria per noi, che siamo comunque un'azienda di pianura, di venire a presentare le nostre produzioni in un luogo fantastico come questo e un evento veramente sorprendente. A Rive Divine anche l'olio è protagonista. Che cosa avete raccontato ai partecipanti? Abbiamo un po' raccontato la storia di Tapa Olearia, che è la cooperativa della Pedemontana Trevigiana, nata nel 2003, e poi abbiamo raccontato che abbiamo 500 soci con 2 frantoi, uno a Cavaso del Tomba dove è la sede della cooperativa e uno qui a San Giacomo di Veglia, 2 frantoi analoghi che producono olio extravergine di oliva di alta qualità. E abbiamo parlato dell'olio, appunto, che è un olio eccellente, riconosciuto, gli assaggiatori lo certificano sempre senza difetti, con polifenoli alti, con tutte le caratteristiche salutistiche che ha l'olio, che non è solo un condimento ma è veramente un alimento che è in cima alla piramide alimentare della dieta mediterranea.
Rive Divine 2026, un'importante iniziativa per la promozione e la valorizzazione del territorio. Sicuramente, e lo dimostrano il fatto che ormai siamo arrivati alla 12ª edizione, sempre con grande successo di partecipazione, e il fatto che aumenta sempre di più la percentuale di persone al di fuori della provincia di Treviso, ma soprattutto al di fuori della regione Veneto, che arrivano per visitare il nostro territorio, conoscerlo meglio e degustare le tante produzioni di eccellenza che ci caratterizzano. Qual è l'importanza di questo tipo di iniziative? Sicuramente conoscere meglio il territorio, apprezzarlo, approfondire tutti gli aspetti legati alle grandi produzioni di eccellenza di questo territorio, che sono tantissime, e rimarcare ancora di più il fatto che Vittorio Veneto è sia città del vino sia città dell'olio, quindi due identità forti che diventano particolarmente attrattive se legate a iniziative molto votate alla qualità, come è Rive Divine. Nuova tappa di Rive Divine, ci troviamo all'azienda agricola Panegai. Che cosa avete offerto ai partecipanti? Noi abbiamo offerto una serie di antipastini, come bevande abbiamo fatto un buonissimo tè alla menta dissetante con la nostra menta piperita, e poi abbiamo offerto una torta salata alle verdure, una focaccia fatta in casa e la crostata con la confettura di albicocche. Le iniziative come Rive Divine sono importanti perché si riesce a far conoscere bene il territorio, soprattutto sia dal punto di vista enogastronomico, quindi le eccellenze che abbiamo sia come vino sia come cibi, e anche e soprattutto per far vedere il bellissimo paesaggio che abbiamo. Anche quest'anno a Rive Divine la vostra azienda che cosa ha proposto? L'azienda ha proposto naturalmente il solito DOCG, abbiamo il Brut, perché credo che l'espressione del Brut sia il prodotto che dia una buona risposta al consumatore in pratica. Come territorio è il vino secondo me molto più indicato. Ho messo un po' di vin col fondo, classico Glera, perché la tradizione bisogna non dimenticarci e portarla avanti, insomma, ecco. Da dove venite? Coltura. Pordenone. Come mai a Rive Divine? È la seconda volta e lo conoscevo già, è una bella esperienza, da consigliare e da provare. È un'esperienza particolare, bisogna valorizzare questo tipo di proposte. Bravi. Voi da dove venite? Noi veniamo dalla California, precisamente vicino a San Francisco. Quanto è bello poter godere del nostro territorio? È sempre bello, sempre, si torna sempre a casa. Consiglierebbe questo tipo di esperienza? A chiunque, perché è ben organizzata, perché si vive il paesaggio e poi quello che ci offrono, quello che ci offre la natura è fantastico. È tutto bene, bellissimo qua, bellissimo, molto bello, il panorama fantastico, vino incredibile. I nostri partecipanti sono partiti dalla Ghiandaia, che è la nostra nuova struttura alberghiera, 8 camere, colazione inclusa. Sono partiti da lì, hanno percorso le nostre querce secolari e sono arrivati direttamente alla nostra cantina. Che cosa avete proposto ai partecipanti? Allora, noi oggi proponiamo un primo, una crespella con le erbette primaverili e anche un pasticcio. Queste iniziative organizzate dalla Proloco sono importantissime per noi, per conoscere il territorio, soprattutto in queste zone
che a volte non sono così tanto esplorate come il centro. Ad esempio, molti arrivano qui e sono delle persone locali, vivono nei dintorni di Vittorio Veneto, ma non conoscono l'antica Quercia e non conoscono le nostre colline. Quindi quando si trovano davanti questo paesaggio rimangono sempre folgorati dalla bellezza del nostro territorio. Quindi è una grande opportunità per noi questo evento, quindi grazie insomma alla Proloco. Uno degli elementi imprescindibili di Rive Divine è lo spiedo. Raccontiamo che cosa vuol dire cucinare questa prelibatezza. Beh, allora sicuramente il sacrificio, sono ore davanti al fuoco, quindi caldo sicuramente, e niente, poi un po' di impegno, insomma dai, però si fa volentieri, ecco. Per quante persone state preparando lo spiedo? Qui sono circa 180 porzioni, quest'anno un po' meno, però comunque dai, diciamo che bastano e avanzano, ecco. Voi ogni anno avete questo compito di cucinare lo spiedo per tutti, qual è la soddisfazione e qual è il riscontro che avete dai partecipanti? Beh, allora la soddisfazione sicuramente c'è sempre stata ogni anno, in realtà stiamo sempre migliorando perché anche l'anno scorso hanno detto che era il migliore, quindi speriamo che quest'anno sia ancora un surplus, ecco, quindi sicuramente la soddisfazione c'è, quindi il sacrificio è ripagato, quindi tanto di cappello, ecco, sì. Ciao, sono di Monza. Che cosa avete fatto fino adesso? Camminato, bevuto, assaggiato, degustato, conosciuto. Tra le varie aziende che ospitano Rive Divine non poteva mancare Bellenda. Come sta andando? Ma sta andando molto bene, i due gruppi che sono già passati sono stati molto simpatici, molto carini, anche molto attenti ai nostri racconti sul territorio e ai nostri racconti sul vino, ovviamente. Che cosa avete offerto ai partecipanti? Beh, allora, come primo piatto, noi siamo la tappa del primo piatto del percorso Viola, abbiamo offerto da mangiare il pasticcio di erbe e invece come vino abbiamo voluto abbinare un Miraval Extra Dry, il nostro Extra Dry morbido, suadente, un sorso di relax. Secondo me vivere il territorio camminando, vedendo, ascoltando, annusando, facendo anche fatica, sicuramente ti resta molto più impresso rispetto a una semplice visione su televisione, su internet, sul cellulare, eccetera. Io faccio vedere i grappoli dell'uva, faccio sentire i profumi dei fiori, dell'erba, sono sensazioni che ti restano molto più di qualsiasi altro racconto tu possa leggere su internet. Direttamente da Pisa a Vittorio Veneto per Rive Divine, come sta andando? Benissimo, un'esperienza che consiglierei a tutti. Ci stiamo trovando benissimo con l'organizzazione e col percorso che ci hanno consigliato. Si beve e si mangia molto bene e i posti sono incantevoli. Quindi un'esperienza da consigliare, e finora qual è la cosa che vi è piaciuta di più? Beh, sicuramente abbiamo apprezzato molto i calici che ci hanno offerto, perché insomma per gli amanti comunque del vino, del prosecco, è sicuramente molto gradevole, e anche i paesaggi incontaminati, molto puliti, silenziosi, perché cerca un po' di pace, sono perfetti. C'è tanti prosecco e anche bellissime persone, anche artigiani, e quindi siamo qua direttamente dalla Corea e anche altre persone dalla Ghana in Africa, quindi noi abbiamo bevuto 3 prosecchi, anche salami, anche tantissimo. Ci troviamo al Cortivo, un bellissimo agriturismo immerso in queste colline con vigneti stupendo. Abbiamo mangiato un buonissimo spiedo fatto da loro con le patate e continuiamo il giro. Il gruppo com'è? Il gruppo è tranquillissimo, camminano bene
bello perché è tutta gente che non è del vittoriese, quindi molto curiosa di quello che sono le nostre colline e pieni di domande. E che cosa vuol dire fare l'accompagnatore per un gruppo del genere, anche se sappiamo che non è la prima volta? Allora, sempre come fosse la prima volta. Quest'anno percorso nuovo che non avevo mai fatto, quindi sempre bello e è sempre un'emozione, insomma, portare nei propri territori persone, soprattutto se non sono del posto. Siamo oggi in Mescita con l'Extra Brut Rive di Carpesica per iniziare e poi con il Brut, quindi diciamo due tipologie di quello che è un conegliano valdobbiadene secco che si combina comunque bene con il cibo che hanno avuto oggi, quindi lo spiedo e poi la verdura di accompagnamento. Un'iniziativa Rive Divine grazie ai volontari della Proloco che mira a promuovere il nostro territorio. Assolutamente sì, un'iniziativa molto importante, noi siamo partiti dal primo anno e siamo contentissimi che la Proloco stia continuando e vedo che anche ampliando l'offerta è un'iniziativa che sicuramente aiuta moltissimo, abbiamo bisogno di queste situazioni per far conoscere il territorio che merita e che ha bisogno di essere valorizzato come si sta facendo oggi. Oggi siamo alla penultima tappa del percorso Viola in località Confin di Vittorio Veneto presso l'azienda agricola Altea e oggi a chi arriverà da noi offriamo un dolce che è lo stile del dimere accompagnato dal nostro biscotto zaetto di farina di polenta e ovetta e tutti e due accompagnati dalla nostra crema allo zabaglione dalla pasticceria Sandro di Vittorio Veneto. E per accompagnare il dolce abbiamo messo a disposizione il nostro conegliano valdobbiadene superiore di ACG nella versione extra dry. Allora, Roberta, cosa hai preparato oggi in abbinamento al mio vino? Abbiamo fatto una frolla di mandorle friabile con un gelato alla ciliegia, visto che siamo alla stagione delle ciliegie. E io ho proposto quest'anno il mio nuovo vino che è un mio spumante dry, Prosecco Conegliano Valdobbiadene, Prosecco Superiore di OCG. È una collaborazione bellissima questa e che dire, viva le donne! Grazie! sì, e viva noi! Siamo giunti alla fine del nostro racconto di Rive Divine. Com'è andata? Un bilancio di questa edizione 2026. Una giornata e una serata di ieri sera, almeno a sentire dall'opinione dei partecipanti, fantastica. Abbiamo raggiunto i numeri dello scorso anno, abbiamo una partecipazione ormai, posso dire, internazionale, con persone che magari casualmente sono dalle nostre parti ma hanno scelto di partecipare all'evento, come i coreani, gente degli Stati Uniti, ma quello che è importante è capire che più del 60% di persone vengono dalla zona, da di fuori della provincia di Treviso. Vuol dire che stiamo lavorando bene all'evento che è arrivato alla 12ª edizione e che grazie alle aziende partecipanti aumenta di qualità e pur non aumentando di granché i numeri, ma queste sono scelte che facciamo per mantenere un target e una qualità elevata, possiamo solo dire di guardare in maniera ottimistica nel futuro. Grazie. E si conclude qui il nostro reportage direttamente da Rive Divine 2026. Vi abbiamo mostrato alcune delle tappe che hanno visto come protagonisti i partecipanti. Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori per una giornata riuscita nel migliore dei modi. Grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento a Rive Divine 2027.